per 198 km. Patron Toriani dà il via alla Corsa Rosa dalla Rocca di San Marino. Un giro decisamente impegnativo fin dalle prime tappe. Un giro interessante e incerto. Non c'è Jacques Anquetil, l'ultimo trionfatore della Corsa Rosa davanti a Zilioli. Anquetil nel 64 era riuscito finalmente a centrare l'ambita doppietta, Giro e Tour. Ma nel 65 diserta l'appuntamento con la corsa tappa italiana. Qui siamo a Perugia in attesa dell'arrivo. Questo è Corso Vannucci. L'arrivo quest'anno avviene in senso opposto a quello che si effettua adesso, negli anni 80. Adriano De Zan attende i protagonisti della tappa per lo sprint che assegnerà la prima maglia rosa. Ecco le staffette che annunciano l'arrivo dei corridori. Sarà un gruppetto che cercherà di aggiudicarsi il successo in volata e subito balzano in prima fila i protagonisti. Tra i più attesi al giro c'è Italo Zilioli, in maglia Samson, secondo lo scorso anno dietro Anquetil, ma eccoli che spuntano in fondo al rettilineo. Zilioli è nelle prime posizioni. Con lui ci sono Dancelli e Durante, velocisti che cercano la vittoria in volata. Dancelli parte piuttosto lungo e Durante dà l'impressione di farcela. Zilioli alle spalle dei due, Dancelli resiste d'un soffio ed è maglia rosa. Secondo Durante, terzo Zilioli. Vicissitudine, aveva vinto alla grande il Giro del Piemonte e poi è tornato nel nulla. Qui vediamo invece Michele Dancelli che a Perugia veste la sua prima